Ciao e benvenuto in questo nuovo video. Proprio lunedì ho realizzato il filmato sulle spezie e sulle proprietà di quest'ultime. In quella occasione ho inserito un sondaggio per chiederti se volevi che realizzassi un filmato apposito sulle proprietà benefiche dei vari sali. A tal proposito, proprio lunedì, guarda il caso, Striscia la Notizia ha mandato in onda un servizio sui sali colorati. Ti lascio il link nell'info box, così se vorrai potrai scoprire nel dettaglio tutto quello che hanno detto. Comunque sia, hanno evidenziato che il sale rosso è colorato con l'argilla, il sale nero con il carbone, il sale grigio con la sabbia e il sale rosa in questo momento non me lo ricordo, e hanno mostrato che depurandolo, come si suol dire, ritorna bianco, quindi è tutta una presa in giro e per i fondelli. Ciascuno viene rincarato di prezzo per appunto il mercato e per, tra virgolette, ingannarci. Io qui ho proprio il sale rosa dell'Himalaya, che hanno detto che non viene dall'Himalaya ma da un altro posto che non mi ricordo neanche, perché come ben sai non ho memoria. Io sono rimasta esterrefatta, non me l'aspettavo di apprendere una notizia del genere, e anche Irene Burtone mi ha scritto un commento proprio nel video delle spezie sottolineandomi questo discorso. Quindi mi sembrava doveroso aprire questa parentesi e dirti che molte volte l'apparenza inganna e che magari in commercio troviamo delle cose che sembrano fare bene, invece sono tutt'altro. So che molti di voi penseranno: allora Irene, perché hai voluto fare questo video? Perché voglio darti la giusta informazione. Di conseguenza, se quello che ho detto fino ad ora e quello che dirò successivamente attraverso magari delle immagini ti piacerà, ti invito a regalarmi un like, a condividere questo video sui social ed ad iscriverti al canale se ancora non l'hai fatto. Vediamo allora quello che ho scoperto. La verità è che il sale colorato non ha nulla di speciale. Una fonte attendibile è quella del chimico Dario Bressannini, che spiega come i sali di cui ho parlato poc'anzi siano la conseguenza dell'aggiunta di minerali, partendo dal sale rosa dell'Himalaya, che a differenza di quanto spesso si legge, non ha 1000 proprietà salutari. Innanzitutto è un comune sale che, a differenza del nome, proviene dal Pakistan. Contiene un po' di ferro che conferisce il tipico colore, ma non ha nessuna proprietà miracolosa. Per intenderci, se sei carente di ferro, non ingerire quantità abnormi di questo sale, piuttosto preferisci cibi ricchi di ferro e agisci sulle combinazioni alimentari. È un sale grezzo, prodotto nel sud della Francia, è raro e pregiato. Un suo equivalente italiano è il sale di Cervia e quello di Trapani. Viene chiamato anche il caviale del sale, è molto apprezzato dai migliori chef di tutto il mondo. Il fior di sale non è raffinato, è iposodico, non è addizionato con antiaddezzanti o conservanti. Altra caratteristica è quella di essere più grosso dei sali fini che si utilizzano normalmente in cucina. Il fior di sale si presenta sotto forma di piccoli cristalli, formati in modo naturale, ha un potere salante poco più lieve del sale normale, è molto umido, ha un colore tendente al bianco opaco, è abbastanza raro ed è possibile acquistarlo online o in qualche erboristeria. Il rosso delle Hawaii ha questo colore a causa dell'argilla rossa, quindi non c'entra nulla il ferro. A quanto pare l'argilla rossa è composta da 80 diversi minerali naturali, tra cui potassio e magnesio. Questi micronutrienti aiutano a regolare la pressione sanguigna, sono utili alle ossa e svolgono un gran numero di funzioni necessarie al nostro organismo. Come nel caso precedente, questo sale è arricchito da sabbia e quindi magnesio. Stavolta si tratta di argilla grigia. Grazie alla sua elevata quantità di oligoelementi, risulta più povera di sodio rispetto al classico sale da cucina.
Poi c'è il sale nero di Cipro, raccolto dalle acque dell'isola e arricchito con carbone vegetale, ottenuto dalla combustione delle cortecce di legno dolce, quali tiglio, betulla e salice, che gli conferiscono il colore. Può contare su blande proprietà disintossicanti. Il carbone vegetale in medicina è usato per disintossicare l'organismo in caso di ingestione di sostanze tossiche. Il sale nero delle Hawaii è perfetto sia da usare come condimento sia per guarnire e decorare le nostre portate. Si presenta con grani grossi e scuri dal forte impatto estetico. Noto per il suo colore simile agli zaffiri, che io personalmente adoro, il sale blu di Persia è dovuto alla salvinite, un minerale che raramente assume questo colore. Solitamente è giallo o rosa ed è estratto dalle miniere di sale dell'Iran, caratterizzato da un gusto speziato e ricco di magnesio, calcio e potassio. La storia del sale affumicato risale al tempo dei vichinghi. I primi che con un particolare procedimento trattarono il sale marino, appunto affumicandolo, attraverso la combustione del legno. Dall'albero utilizzato dipende il colore e l'aroma. Le proprietà nutrizionali del sale affumicato sono pressoché ascrivibili a quelle del sale marino naturale. È composto principalmente da cloruro di sodio e apporta tracce di calcio, magnesio, potassio, ferro e zinco. Il consumo di sale affumicato è sconsigliabile a chi soffre di pressione alta e osteoporosi. L'uso del sale in generale va limitato durante il periodo delle mestruazioni. Il sale verde grosso delle Hawaii è un sale marino naturale, tradizionalmente miscelato con estratto di foglie di bambù delle Hawaii. Proprio questa caratteristica dona a questo sale l'inconfondibile colorazione verdastra e l'irresistibile profumazione speziata. Un sale unico anche nel gusto intenso e dalle tonalità quasi dolci, utile per la motilità intestinale. Infine il sale di Meldon, molto particolare grazie ai suoi cristalli a forma di piramide cava che donano ai piatti croccantezza, friabilità ed eleganza al palato. Per questo motivo molti pensano che il sale di Meldon abbia una sapidità maggiore rispetto agli altri sali, ma in realtà questo è soltanto un luogo comune. Infatti questo sale non è più salato del normale sale marino italiano, semplicemente la sua forma a scaglie occupa una superficie maggiore sulla nostra lingua e pertanto sollecita maggiormente i recettori del gusto presenti sulla stessa. Conclusioni. Fa sorridere leggere che questi sali contengono meno sodio e quindi sarebbero indicati per chi deve assumerne poco. Sarebbe come dire che sono sali che contengono meno sale, che non ha senso. La realtà è che per ridurre il cloruro di sodio nella dieta bisogna consumare meno sale, sostituendolo con le spezie.